E buongiorno Italia. Recensione camper usati. Oh, ne muoveva finalmente. Te l'avevo promesso che vedevamo il furgonato. Te l'avevo promesso. Allora, adesso il capo ne conta capo, marca e modello che Cosa ne ti devo domanda. dire? Allora, Clever, la marca. Ah, La motorizzazione Citroën, Jumper. questo è quello del 1009 che dicevi, no? Esatto, cilindrata 1900 cavalli purtroppo, 540 di lunghezza. Vedi che poi sotto qui ha... Sì, lui è anche una specie di garage, vedi? Per il riscaldamento. Vuoi che cassa bicicletta qua? Qui ho dentro due biciclette che non ho portato di pieghevoli. Ah, eh beh sì, guarda, così è Queste comodo. due. Te vedi a fine. Che storiaccia, il letto in coda, il bagnetto lì al centro, dinette che si attacca con i sedili davanti. Vai Posso giù. entrare? Certo. Via. Vai, via. Guarda che bel legnetto, che ga. Guarda, non si scherza. Aspetta, me cavo e pepete. No, non me cavo e pepete, per carità. Anche perché dopo che spussento il camper che tocca fare la sanificazione, quindi lì è un tappeto. insomma non che conviene, insomma. Guarda che bellino. Me manda... Domande, ti rispondo. Allora, no, cos'è che ci chiedono? Allora, marca modello l'abbiamo detto, giusto? Cioè, guarda che canale poco serio che te guarda, mamma mia, non si può fare ste robe. E lunghezza l'abbiamo detta, motorizzazione l'abbiamo detta, poi non è carino, no? Non è carino, però chiedono il prezzo. Critiche. Critiche. Tre punti critici che ho notato da non caperista. Aspetta, lo sto inquadrando, sì. Ah. Il tavolo pesa troppo ed è difficile da... Potevano farlo un pelino più Tavolino qua? sottile e quella gamba lì dà un fastidio bestiale. Ma d'altronde... Se ci fosse la gamba, sai di quelle a libro che tu pieghi il tavolo in giù tipo il treno? Ah, Sarebbe molto più comodo, lo sfrutti molto di più. quindi che mandiamo il video ai costruttori qua, che diamo Altra carne. cosa che non ho capito, che io avrei fatto, vedi quella... passaggio qua, è vero che lo dicono per far passare la luce, qui dove c'è il legno tra il letto, l'avrei un po' chiuso, cioè nel senso riuscire a chiudere la zona notte con una tendina o qualche cosa in modo tale che lo puoi sfruttare, diciamo di notte qua rimane al buio, di giorno rimane al buio, se uno vuole dormire di là uno fa quello che vuole, invece così è tutto aperto. È vera? Sì, perché all'angoletto là a sinistra, non puoi neanche appendergliela una tenda, c'è quel pezzo lì, o tacchi due tende. Che hanno messo l'apertura dello portellone qua, Eh. a filo della rete, da dentro non puoi aprirlo, però Va bene, dai. voleva poco alzare un attimino, spostare. E puntine del mondo, avevamo anche clienti pignoli, quindi certo. costruttori, insomma, vuol dire, bisogna stare attenti, però guarda che bello il piccio del coso, quindi a sua discolpa i produttori può dire sì, ma guarda che bel piccio che ti avevamo messo qua. Esatto. Insomma, L'unico. non si scherza. Guarda il bagno se vuoi. Se può? Dai, sì, perché dopo gli dice il bagno. Allora, intanto curati sta roba, che io non l'ho mai vista, guarda. Così, figo? Te doccia tutto in uno, diciamo, però plastica vetroresina, diciamo, insomma, ecco, Quindi quindi... se c'era il lavandino sollevabile sarebbe stato ancora meglio, che così lo godevi un po' di più a fare la doccia. Sì, però, vabbè, il water si gira? Il water si gira. Aspetta che te non vedi il water, guarda, vai giù, Buono tac, materiale interno che è tutto antiacqua, quindi la tenda Sì. puoi anche non usarla. vero? Vero. E dopo, giustamente, cosa che io e tanti altri anche camper nuovi non hanno, non va più su di così, ecco qua, no, vedi, pesa la macchinetta, non la tira su. La cappetta per buttare fuori l'umidità quando fai la doccia, no? Niente, morta. La zanzariera sul fietto è una bella cosa, veramente una bella cosa. No, io no, però dopo loro sì, perché non hanno notato. Allora, Sti qua, c'è quelli da dentro dire qua, che là. ho saputo che Clever in Italia da quest'anno non vende più Ah, e quindi vende solo in Germania, quindi sarà anche difficile trovarlo in te l'hai Italia. preso nuovo o usato? L'ho preso nuovo e con l'accessorio del pannello, la tenda. Non so se gli amici della Nord Affari saranno contenti o no, però ne parlo bene perché mi sono trovato benissimo. Ok, no, beh, c'è una bella roba. È venuto a costare intorno ai 40.000 euro. Beh, dai, ne ho sentiti ben di più, insomma. Le Perché poi c'è la furgonate. zanzariera, il pannello, ho cambiato l'autoradio, E tendalino da Sky. tendalino. No, bello. Devo dire che mi trovo benissimo, per due persone è l'ideale. Beh, sempre detto io, furgonato, cortissimo e via. Bello, compliments. Grazie. Entri con la telecamera.
Abbiamo la consultazione con Mirko che adesso che smonta il camper. Per smontare un camper si attacca sempre dall'autoradio, dopo si passa le sospensioni, i freni, che robe, e te va via tutto mezzo Prima di smontato. cena fidati.